Tra i presenti alla festa dei carabinieri svoltasi ad Agrigento davanti al Tempio della Concordia erano presenti tra le altre autorità i sindaci della nostra provincia, tra questi anche la neoeletta Giovanna Bubello, sindaco di Alessandria della Rocca, nonché dirigente scolastica all'Istituto Pirandello di Bivona. Giovanna Bubello è riuscita a essere eletta sindaco del comune alessandrino al suo secondo tentativo, avendo la meglio con il 77% dei consensi rispetto al suo antagonista Giuseppe Guastella, entrambi con liste civiche. La Bubello già alle precedenti amministrative dello scorso anno aveva tentato l'elezione, ma il suffragio elettorale non è stato convalidato in quanto non raggiunto il quorum. Sono molto contenta perché abbiamo dato vita a un'amministrazione di salute pubblica, c'è molto impegno e molta buona volontà da parte dei componenti della Giunta, una Giunta composta da giovani all'insegna del rinnovamento e un Consiglio comunale che si accinge a cimentarsi con la sfida di fare rinascere un paese. È un impegno difficile perché sappiamo che questi nostri comuni si sono spopolati, abbiamo problemi gravissimi di infrastruttura, problemi legati anche alla gestione pubblica dell'acqua e ai costi eccessivi del servizio dei rifiuti e della raccolta. Però pensiamo che dobbiamo guardare a un nuovo orizzonte e cercare di dare un futuro possibile ai nostri giovani che assieme a me sono impegnati e cercheremo di mettercela tutta per risalire la china e cercare di fare il buon combattimento, dico io. Penso che alla Regione e alla Provincia chiederemo interventi urgenti anche allo Stato per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda il diritto alla salute, per quanto riguarda la qualità della vita e un livello di servizi adeguato ad una comunità che vive uno stato di sofferenza ma che ha diritto ad avere una sua qualità della vita e dei servizi adeguata a quelle che sono le esigenze anche di una popolazione che non è più giovane e quindi necessita di cura e attenzione maggiore. E ci impegneremo a cercare di creare un tessuto economico perché penso che dobbiamo ripartire dal settore primario, dall'agricoltura, dalla valorizzazione delle nostre risorse ambientali e quindi l'impegno continua, diciamo. Lei concilia il lavoro di sindaco con quello di dirigente scolastico? Sì, penso che le due attività siano in un certo senso complementari perché la scuola ha una missione importante che è quella di formare la classe dirigente del futuro e deve affrontare il problema dell'impegno politico. Io penso che posso fornire anche un modello positivo ai ragazzi, cioè quello dell'impegno per la comunità nella quale viviamo e cercare di fare un buon lavoro. Io penso che i ragazzi sono educati anche con l'esempio. Ecco, io sono orgogliosissima di questi alunni nostri che proprio ieri hanno consegnato al Parlamento, alla vicepresidente della Camera dei Deputati, una petizione di 7.000 firme sulla viabilità e quindi sull'attenzione che si pone su queste infrastrutture primarie che sono fondamentali perché sono la premessa dello sviluppo. Senza una viabilità adeguata, anche se abbiamo le autostrade dell'informatica, io penso che sviluppo economico non ce ne può essere. I ragazzi hanno portato avanti questo impegno, sono stati con un progetto di cittadinanza attiva impegnati su questo tema dopo i nubifragi terribili che hanno devastato la viabilità dell'area interna, costringendo spesso i ragazzi a non arrivare per giorni. Noi abbiamo avuto alunni che non sono potuti arrivare a scuola, hanno avuto uno scatto di orgoglio e di impegno politico anche loro nel senso più nobile del termine, ecco, quindi
quindi io penso che questo progetto per esempio di cittadinanza attiva sia un progetto importante e quindi i ragazzi crescono anche con l'esempio che noi diamo noi adulti, cioè non bastano le parole ma spesso bisogna rimboccarsi le maniche per mettersi in gioco e lasciare la comodità della vita tranquilla, dico piccolo borghese, per dedicare con spirito di servizio e di volontariato anche parte del proprio tempo all'impegno politico. Quindi penso che le due esperienze sono complementari e senza dubbio saranno un valore aggiunto per me ma anche per i nostri ragazzi.